Una importante nube di fumo nera si è alzata sulla città di Sora intorno alle 14 di lunedì 9 agosto. A provocarla un incendio sviluppatosi in zona San Giorgio alla periferia della città, una zona che non è affatto nuova a situazioni di emergenza come questa. Già negli scorsi anni, infatti, la zona di San Giorgio è stata più volte colpita da mani criminali ed incoscienti che hanno provocato diversi roghi che hanno poi lambito gran parte della montagna. Nell'incendio di quest'oggi sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, coadiuvati dalle forze dell'ordine, i vigili urbani ed i volontari della protezione civile. È sicuramente un duro inizio settimana per le squadre di soccorso che solo sabato 7 agosto hanno impiegato oltre 6 ore per cercare di domare un altro incendio boschivo nella vicina Veroli, in località La Bagnara. A loro e a tutta la macchina operativa arrivano i ringraziamenti del sindaco Roberto De Donatis, che sui social afferma come siano ben note le dinamiche che procurano incendi sulle nostre montagne. La giornata di lunedì 9 agosto è stata scandita dal ritmo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, che nei numerosi viaggi ha fatto il carico di acqua nel bacino del fiume Liri, nella zona di confine tra San Vincenzo Ferreri e Le Compre. I cittadini, nella rabbia di queste ore, non possono che sperare davanti alle fiamme che portano via i loro sacrifici. Nella zona, infatti, sono davvero molti i terreni coltivabili mangiati dalle fiamme, supportate anche da una giornata particolarmente torrida. Gli stessi cittadini fanno appello ora al buonsenso e sui social chiedono maggiore prevenzione e pene severe da parte delle istituzioni.